Gentili amici del Grande Futsal, buonasera da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e CMB, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A Tesis. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dalle ospiti con Di Biase, Tati Do Amaral, Boutima, Ion, Renatigna Belli, Bergamotta, Carpineta, Cimarosa, Valentino Lo Popolo, l'allenatore mister Massimiliano Neri, gli arbitri dell'incontro il signor Gianluigi Squilletti di Campobasso e il signor Emilio Viviani di Nocera Inferiore. Al crono Sergio De Gennaro della sezione di Molfetta, risponde la Femminile Molfetta con Maiesca, Enrico Dell'Ernia, La Torre, Luna Pernazza, Caballero Piccino, Castro, Calè, Ginosa, Boucaleb. L'allenatore mister Diego Iessi. CMB primo in classifica a punteggio pieno con 54 punti conquistati su 54 disponibili. Una marcia incredibile quella del roster lucano, miglior attacco del campionato con 110 gol fatti e miglior difesa con 32 gol subiti. Dall'altra parte la Femminile Molfetta che di punti ne ha 9 e a caccia degli ultimi punti necessari per blindare la salvezza. Quando mancano 4 giornate al termine della regular season, il vantaggio delle biancorosse sul Montesilvano è di 7 punti, 9 il Molfetta, 2 il Montesilvano, al netto ovviamente della penalizzazione con cui il Molfetta ha fatto i conti in questa stagione. Molfetta reduce dal KO di 2 settimane fa sul campo dello Casa Falconara. Dall'altra parte il CMB ha vinto per 5-0 contro la Soccer Altamura. Le assenze da una parte, quelle pesanti di Deborah Vanin e di Marta, dall'altra altrettanto pesante in casa Molfetta l'assenza di Simona Ginosa, presente indistinta ma solo per onor di firma. Di fatto con l'assenza di Vanin e Marta mancano 41 gol al CMB dei 110 realizzati, ma il roster a disposizione di mister Neri è sicuramente di altissimo livello. Basta vedere lo starting five con Di Biase, Tati, Renatigna, Belli e Boutima. Dall'altra parte c'è Maiesca tra i pali, Castro, Calè, Luna, Enrico. Le prime 5 scelte da mister Diego Iezzi. Squadre che prendono posto sul parquet del Palapoli in questo insolito Friday night di Serie A femminile. Serie A femminile che poi ritornerà a fine marzo col Molfetta che renderà visita alla Women Roma, il CMB che affronterà in casa la kick-off. Ma adesso pensiamo al presente, pensiamo a Femminile Molfetta CMB con Capitan Marfil Enrico sul cerchio del centrocampo. Sarà suo il primo tocco della gara. Si attende solo l'ultimo ok che arriva adesso dal signor Squilletti. È iniziata Molfetta CMB con Castro che chiama subito in causa Maiesca. Ancora per la brasiliana del Molfetta. Larga c'è Luna. Finta di corpo, allarga su Castro che non può arrivare, palla persa dal Molfetta che ha provato subito a coinvolgere Natalia Maiesca nel possesso palla. Può essere un'opzione quella di sfruttare i piedi del portiere della nazionale polacca. Tati subito da Renatigna, parte Renatigna, palla sul fondo, primo pericolo per il Molfetta dopo 22 secondi, di fatto al primo pallone toccato da Renata Adamatti. Castro, Enrico, Calè prova a girare a memoria, Boutima prima di tutte. Ancora la giocatrice della nazionale azzurra, scarica su Renatigna. Tati, Renatigna, avanza da Belli, la lascia lì ancora per Renatigna, Luna ci mette il piede. Tati evita la rimessa laterale. Subito profondo da Renatigna, ci prova col tacco facile Maiesca con i piedi. Boutima subito a spingere il CMB. Renatigna dietro da Tati e zona tiro, ci prova deviazione di Castro e calcio d'angolo. Un minuto andato via e il canovaccio della gara sembra già abbastanza chiaro con il CMB che fa la partita. Il Molfetta deve essere bravo a sfruttare le ripartenze, soprattutto a non concedere
tiri facili al CMB, che adesso batte il corner con Tati, la giocatrice della nazionale brasiliana. In buca per Renatinha, Majesca, gran parata del portiere del Molfetta, tutta sola lì Renatinha, ha rischiato di far male al Molfetta. Tati dall'altra parte, ancora la rimessa, viene incontro Belli, giocata profonda per Butima, che passa con il CMB in vantaggio 1 minuto e 11 secondi. Sara Butima ha portato avanti la formazione ospite. Schema da rimessa laterale, troppo ferma forse della difesa del Molfetta. Facile Butima, di lì non sbaglia mai. Gol numero 8 con la maglia del CMB, lei che ha iniziato la stagione al tiki-taka. Majesca prova a calciare, Di Biase para, poi prova a calciare a sua volta. Palla sul fondo con Castro che la scorta con lo sguardo. E subito Calais cerca profonda Enrico, la tiene in campo. Enrico va tanti su di lei, calcio d'angolo, prova a reagire il Molfetta dopo un avvio complicato. Batte Enrico la rimessa, dietro da Majesca, è zona tiro per lei, alza la testa, ci prova, trova la deviazione di Renatinha, la palla che si impenna e termina in calcio d'angolo. Pronto Enrico, ancora la battuta, sempre dietro da Majesca che ci prova di prima intenzione, palla sul fondo. Si risistema il Molfetta che attende nella propria metà campo il CMB. Federica Belli subito da Butima, lavora questo pallone su Castro, lo gira indietro da Belli, poi Renatinha, pressata da Luna. Tati va via Calais, Tati ancora, Castro di testa, Calais col piede, rimessa laterale. Batte Tati da Butima. Renatinha, primi movimenti sulle due panchine. Renatinha scarica l'indietro, Tati punta Calais. Belli, Calais recupera palla, prova a ripartire, guadagna la rimessa laterale. Castro, Enrico, sempre larga Majesca a offrire una nuova linea di passaggio. Centralmente c'è Luna che fa un ottimo movimento e parte, va da sola Luna per Calais, palo interno di Calais e poi Enrico pareggia per la femminile Molfetta. 1-1 il gol di Capitan Marfil Enrico, la giocatona di Andrea Luna che è stata bravissima a fare quel movimento per sbarazzarsi dell'avversaria. La palla per Calais, palo interno, poi sulla ribattuta in qualche modo Enrico è riuscita a bucare Di Biase. 1-1, 2 minuti 34 secondi, il pareggio di Enrico, gol numero 4 del suo campionato. Per lei presenza numero 68 con la maglia della femminile Molfetta. Attenzione dall'altra parte a Belli per Butima, Majesca in qualche modo la salva. Sfuriata immediata del CMB, partita subito divertente al Palapoli. Renatinha la battuta della rimessa, dietro per Tati, si appoggia ancora da Butima, poi Castro, serie di batti e ribatti, flipper impazzito, lo risolve Sara Butima, alza la testa e torna indietro da Belli, l'attende lì Marfil Enrico. Belli si appoggia da Renatinha, Castro protegge l'uscita del pallone, rinvio dal fondo per Majesca. Un po' quello che avevamo detto in fase di presentazione della gara, con il CMB che fa la partita, il Molfetta che alla prima ripartenza è riuscito a far male. 1-1, Enrico, Luna, Calais, alza il pallone per Enrico, Tati con il fisico, poi arriva Luna, trova la deviazione, ci riprova Luna, rimessa laterale. Primi applausi del Palapoli. Stavolta lo batte Luna il fallo laterale. Lascia lì per Castro che prova a portarsela in avanti. Perde però il controllo del pallone. Rinvio dal fondo per Angelica Di Biase, l'ex portiere del Falconara. Belli, Butima. Viene incontro Renatinha che riceve nello spazio Butima, servita, va da sola Butima, cerca il tunnel, Majesca la chiama e la fa sua e lancia Luna in ripartenza.
Ancora Luna, arriva Calais, la palla è per lei. Calais non riesce a coordinarsi per calciare con forza. Poi Belli, Butima prova a passare su Castro, corpo a corpo, regolare secondo il signor Viviani. Poi Majesca lascia partire il destro, Tati ci mette il ginocchio, la palla resta per Calais, poi Castro, 2 volte Di Biase, determinante. Ripartito il CMB con Federica Belli, 3 contro 2. Belli da Butima che apre il destro, palla sul fondo. Partita davvero bella, davvero divertente. 5 minuti trascorsi, 1-1, occasioni da una parte e occasioni dall'altra. Non ci stiamo annoiando in questo venerdì sera. Castro, Renatigna intercetta e zona tiro, ci prova Renatigna, non c'è deviazione, rinvio dal fondo. Fuori Castro, dentro Caballero. Primo cambio del Molfetta, sarà Valendino invece il primo cambio del CMB. Luna, partita Caballero, Luna l'ha vista, è una gran palla, Caballero a tu per tu con Di Biase, palla fuori. Grande idea di Luna, particolarmente ispirata alla catalana quest'oggi. Buona l'idea, dicevamo, per Caballero, che a tu per tu con Di Biase non è riuscita a far gol. Renatigna, bella palla per Tati centralmente, la spaccata di Majesca, poi Valentino non controlla. Vediamo se l'ha sfiorata anziché no. No, rimessa laterale CMB. Renatigna va a puntare Luna, Renatigna, deviazione di Enrico, calcio d'angolo. Sempre Tati, l'incaricata alla battuta. Occhio al movimento dentro per Butima che è tutta sola, si va invece da Renatigna, finta, Renatigna ancora, Renatigna, palo incredibile, poi Luna può lanciare Caballero a tu per tu con Di Biase. Caballero, 2-1, la ripartenza letale del Molfetta sull'asse iberica. Luna Caballero punisce la numero 10 del Molfetta ed è 2-1 per le biancorosse. Fortunato qui il Molfetta dopo il palo incredibile di Renatigna, la palla è rimasta lì nella disponibilità di Andrea Luna che ha visto Caballero che prima ha sbagliato a tu per tu con Di Biase, la seconda volta no. Ribalta dunque il parziale la formazione allenata da Diego Iessi ed è 2-1 Molfetta. Renatigna da Valendino non controlla in maniera egregia, Calais protegge la rimessa laterale. Calais da Caballero, si gira, Caballero la fa scorrere, non ci arriva Calais. Gol numero 12 invece del campionato di Caballero, uscita malconcia dalla trasferta marchigiana del Palabadiali con 3 punti di sutura, tornata solo un paio di giorni fa a disposizione di mister Iessi, già decisiva quest'oggi. Tati sulla pressione sbaglia, Enrico prima di tutte, allarga da Caballero, si butta nello spazio Enrico, Caballero perde l'attimo giusto per servirle e riparte da Calais, eccolo Enrico, finta di Enrico, lascia lì poi per Caballero, palla imprecisa, riparte il CMB con Butima, davanti a sé c'ha Calais che la ferma, fortunata nel rimpallo, rimessa laterale. Sei minuti andati via, 2-1 Molfetta. Butima, poi Enrico e Caballero. Majesca alza la testa, cerca Castro, Di Biase prima di tutto e poi Di Biase prova a calciare, Majesca ha già recuperato i pali, palla che comunque termina alta. Majesca si appoggia da Caballero, sola contro Tati, prova a proteggerla in mezzo a due e ci riesce. Luna larga da Castro in profondità dove c'è Enrico che protegge questo pallone sulla pressione di Renatigna. Ancora Luna cerca una compagna libera, la individua in Enrico, non riesce però a recapitare il passaggio, rimessa per il CMB. Pronto un altro cambio per il Molfetta, Arianna Piccinno pronta a fare il suo debutto in questa gara. Renatigna cerca la giocata su Luna, ci mette il fisico Luna e riconquista il pallone, riparte il Molfetta, poi Luna non controlla, poteva essere una buona occasione per andare in 3 contro 2, sorride amaro Andrea Luna, si rende conto della buona chance sprecata. Tati
Butima. Tati ancora. Passa il pallone a Renatigna. Ancora Luna. Prima di tutto e poi deve proteggere il pallone sulla pressione di Tati. Concede calcio d'angolo. Chiama lo schema la giocatrice brasiliana. Dietro da Renatigna. Vediamo se ci riprova. Sfrutta il blocco di Valentino. Poi non ha spazio per calciare. Allora allarga la palla da Butima, che è costretta però a tornare indietro. Butima. Valentino. Tati. Renatigna. Punta Enrico. Finte contro finta. Renatigna. Il raddoppio di Luna. Si torna da Tati. Poi Valentino. Poi ancora Tati. Imbucata. Butima. Prova a girarsi. Butima. Da manuale del pivot. Questo gol di Butima. 2-2. Ha pareggiato il CMB. Gran giocata di Sara Butima nel proteggere quel pallone e nel girarsi al momento giusto per fare 2-2. 7 minuti 23 secondi. 2-2 di Sara Butima. Riparte il Molfetta con Enrico. Davvero divertente questa gara. Piccino. Castro. Enrico contro Tati. La tiene in campo? No. Enrico. Rimessa CMB, mentre primi minuti della serata anche per Roxy Yon, una delle ex di questo incontro. 53 presenze con la maglia della femminile Molfetta in 2 stagioni per la giocatrice che oggi indossa la 7 del CMB ed è pronta a ricevere palla. Renatigna. Pronti 3 cambi anche nel Molfetta. Roxy Yon. C'è un fallo, blocco irregolare forse di Tati su Enrico, punizione, primo fallo della serata. L'ha commesso il CMB. Dicevamo dei 3 cambi in casa Molfetta sono Pernazza, Calais e Dell'Ernia. Piccino. Maiesca. Enrica si butta nello spazio. Maiesca la vede e la cerca. Ci mette i pugni di Biase. Sempre molto sicura finora in queste uscite. Caballero da Castro. Ancora il taglio di Enrico. Caballero la cerca. Lascia scorrere per Castro che ci mette la punta del piede destro. Palla fuori. Adesso alza la pressione il Molfetta. Tati. Yon. Tati ancora da Renatigna. Non passa su Caballero. Yon. Tati. Renatigna va a terra Caballero ma si gioca. Allora Renatigna ha un po' di spazio e se lo prende per Yon sul secondo palo. Un attimo arretrato questo pallone. Caballero che continua a protestare. Tutto ok, tutto regolare. Si gioca, rimessa Molfetta 2-2 quando mancano 11 minuti e 24 secondi al termine di questo primo tempo. Castro cerca la profondità di Caballero. È una buona idea, ci arriva Caballero contro Tati che tocca il pallone in rimessa laterale. Pronta Caballero, deve velocizzare le operazioni. Enrico. Majewska, vediamo se ci riprova con lancio lungo. Sì, direttamente in porta. Questo era più un tiro che un tentativo di passaggio in avanti. Facile di Biase. Tati. Salta Caballero e resta in possesso del pallone. Larga da Valentino, l'ex giocatrice del Pescara. Tati. Valentino. Tati. Larga Yon, chiede palla, si muove centralmente Renatigna. Caballero con lo scippo. Caballero di Biase con una grande uscita in brasiliana. Poi allontana anche il pallone. Sono davvero occasioni da una parte e occasioni dall'altra. Fuori Enrico, un po' dolorante dopo quel fallo subito. Torna dentro Calais. Majewska. Stavolta imprecisa con i piedi. Dentro Belli. Invece per il CMB si rialza anche Sara Butima dalla panchina. Con le assenze di Ivanin e Marta. Di fatto la rotazione finora del CMB è a 6 giocatrici. Un po' più ampia invece quella del Molfetta, che presto farà entrare Dell'Ernia e Pernazza. Yon. Tati pressata da Piccino. Belli prova a metterci la testa ma la palla è persa. Majewska. Calais prova a passare. Valentino tocca. Piccino si accontenta del fallo laterale.
Lo batterà proprio l'ex giocatrice della VIP. Da Castro, subito a cercare Calè centralmente. Chiude il triangolo Castro. L'ultimo tocco e biancorosso. La rimessa è del CMB, secondo il signor Squilletti. Ion. Belli. Passa secca su Castro. Piccinno legge bene la situazione e butta via la palla. Adesso c'è Piccino a fare la centrale difensiva. Palla lunga per Butimà. Tocco finale di Butimà. No, di Piccino. Calcio d'angolo. Tira staccata in avanti Castro in questo frangente. Batterà sempre Tati questo corner. Fuori da Ion che arma il destro. Alto però sopra la traversa. Majewska ha subito ambizioni di ripartenza. Ion prima di Piccino, poi arriva il raddoppio. Ion prova a passare, non ci riesce. Castro con un mezzo esterno. Palla persa anche dal Molfetta qui. Siamo entrati nella seconda parte del primo tempo che sta scorrendo via velocemente. Di fatto senza interruzioni, un solo fallo commesso. Ritmi altissimi, belli contro Castro. Prova a girarsi. Castro le sporca il pallone in rimessa laterale. Entrata per Nazza per il Molfetta. Butimà dietro per Ion. Alza la testa Roxy Ion. Allarga il pallone. Da Tati, si appoggia da Belli. Cerca lo scarico, non trova nessuna delle sue compagne. Poi Pernazza sulla pressione di Belli ha il problema di sbarazzarsi del pallone. Con un po' di fortuna passa Pernazza. Porta ancora il pallone, poi all'indietro da Calè. Castro in avanti. Non trova però né Pernazza né Piccino. Rimessa laterale per il CMB. Tati per Belli. Fermata per un attimo da Piccino che poi si impegna ma non tiene in campo il pallone. Butimà, posizione defilata. Tati. Bella palla per Belli che si gira ancora. Castro ci mette il piedone. Calcio d'angolo per il CMB. Mentre batterà sempre Tati. Cerca la palla dentro. Majewska esce e fa sul pallone. Poi lancia lontano per Calè. Corre Calè. Ion è in vantaggio. Calè la tocca ma non riesce a indirizzarla verso il centro dell'area. Rinvio dal fondo per Di Biase. Fuori Tati, ridentro nuovamente Renatigna che riceve subito. Butimà cerca Renatigna. Ancora Renatigna, il taglio di Butimà, lo legge bene Pernazza, 1 contro 1, riparte Pernazza, arriva anche Calè, Pernazza va da sola, larga da Calè, palla sull'esterno della rete, pericolosissimo il Molfetta in ripartenza, è ripartito anche il CMB con Renatigna, Renatigna, Majewska, salva il Molfetta. Batte Renatigna, in buca, Castro prima di Belli, poi da Pernazza. Ancora l'1 contro 1 Pernazza. Piccino cerca il controllo, non le riesce. Renatigna, ritmi davvero altissimi. Di fatto ogni possesso, quasi come fosse basket, viene finalizzato con un tiro o con un tentativo di tiro a rete. Belli da Butimà. Calè ruba palla a Butimà, va da sola Calè, guadagna rimessa laterale. Fuori Piccino dentro dell'Ernia. Pernazza proprio da dell'Ernia, l'altra ex dell'incontro, proprio lei, Gaia dell'Ernia, che nella passata stagione ha vestito la maglia del CMB. Castro, Calè, protegge, si gira, prova ad andare in banda opposta. Renatigna, grande diagonale difensiva e ripartenza. Renatigna da Butimà, si gira Butimà, calcia Butimà, Majewska, poi la palla per Renatigna che ci prova con la testa, fuori però il suo tentativo aereo.
Castro, palla in gioco, Caleri, è cominciata la manovra biancorossa con Luna, appena entrata, è stata determinante nel suo primo stint in gara. Castro, Cale, bene da Luna, prova a chiudere il triangolo, non trova la precisione, e allora Belli. 6 minuti 26 secondi per chiudere il primo tempo. 2-2 al Palapoli. Roxy Yon, Butima, ancora da Yon, poi Belli, punta Calais, cambia idea e torna indietro dall'ex giocatrice del Biceglie. Renatigna, Yon, alza la pressione Luna, c'è anche Castro sulle tracce del pallone che sporca la traiettoria, recuperata da Calais, dell'Ernia, alza la testa, Calais un po' pigra in questo controllo, Maiesca, Castro, alza la pressione anche il CMB, e allora Luna, dell'Ernia, prova a spizzare, Butima col tacco, poi corpo a corpo Renatigno, Enrico, l'ultimo tocco è della 17 biancorosso, rimessa laterale CMB e time out chiamato da mister Neri. Cinque minuti 46 secondi per chiudere questo bel primo tempo al Palapoli. 2-2 tra Molfetta e CMB, avanti il CMB, rimonta Molfetta, poi il pareggio della formazione lucana, tutto in equilibrio. Dunque, fin qui partita ricca davvero di occasioni da una parte e dall'altra. Si ripartirà con la rimessa laterale che batterà Renatigna per Yon, cercata subito la profondità, Enrico ci mette la testa, guadagna una decina di metri il CMB, nuova rimessa, Renatigna da Yon, Renatigna cercata e trovata, prova ad accentrarsi, cambia bene, banda da Belli, falla fuori, ha attraversato tutta l'area di rigore determinata direttamente sul fondo. Majewska lascia lì per Castro, ancora Castro, bella impressione, Majewska la fa sua e rimette in movimento Enrico, cercata Castro, Butima con un ottimo senso della posizione, anticipa tutte, Renatigna, Yon, centralmente Renatigna, servita Butima, va nello spazio Yon, Renatigna, Belli contro Luna, ci mette il fisico la spagnola e alla meglio, poi non riesce però a innescare Enrico. Yon, Renatigna, numero di Renatigna in banda, è passata Renatigna, Belli chiude il triangolo, Renatigna, Castro, poi colpisce in pieno dell'Ernia, rimessa laterale CMB. Quando si accende Renatigna è incontenibile. Belli, Tati, Belli, Renatigna, Castro prima di Butima, direttamente dalle parti di Biase. Belli, cercata Butima, Renatigna, avanza Renatigna, non ha spazio per calciare, costretta a tornare da Tati. Butima, raddoppio di Enrico, Renatigna, Castro, Luna, confusione, ultimo tocco di Luna, no, cambia idea, chiede scusa il signor Squilletti, assegna la rimessa al Molfetta e si prende anche gli applausi del Palapoli. Rientra anche Caballero. Enrico, Luna, Renatigna
all'indietro Di Biase, alza il campanile, Butimà si impegna, poi Enrico travolge l'arbitro. Vediamo che deve decidere di chi è la palla, è del Molfetta, che non l'ha toccata Enrico, non l'ha toccata nessuno, e dunque rimessa per Luna. Sempre larga, Majewska a offrire una linea di passaggio in più. Eccola la polacca, Enrico, Luna. Misunderstanding qui in fase di costruzione del Molfetta e palla persa. Tati, Renatigna, Tati ancora in avanti, anche qui non si intende con Belli e palla persa dal CMB. Poi Dell'Ernia controlla in qualche modo e va da Caballero. Caballero, calcia Caballero, palla fuori, era tutta sola Dell'Ernia sul secondo palo, fa segno di non aver visto la compagna. Resta però l'enorme occasione sul destro di Caballero. Tati, Butimà, cerca Renatigna che non riesce a tenere in campo il pallone. 3 minuti, 9 secondi da giocare in questo primo tempo. Sempre 2-2. Luna colpisce Renatigna, Renatigna porta vuota. Grazie al Molfetta. Ha rischiato tantissimo la formazione di Mister Ghessi. Majewska ancora da Luna. La tiene Luna, poi Enrico, Luna. Enrico ne esce bene stavolta. Fermata da Renatigna. A breve torna dentro Calais. Luna. Caballero non controlla, rimessa dal fondo. Di Biase prova la soluzione aerea. Belli non la riesce a tenere. Luna. Dell'Ernia. Caballero anticipata da Tati. Poi Butimà. Lascia per Renatigna. Finta. Dietro. Belli. E zona tiro. Belli. Dell'Ernia. Ci mette il piede. Rimessa laterale il CMB. Pronta Tati. Butimà. Tati. Cerca ancora Belli, area di rigore, Belli va a terra, si gioca, Enrico prova a ripartire, va a terra a sua volta, il fallo è di Butimà. Arriva anche il cartellino giallo per Sara Butimà, che ha fermato la ripartenza del Molfetta. Fuori Dell'Ernia, dentro Calais. Secondo fallo commesso dal CMB, entrambe le squadre ben distanti dall'esaurire il bonus. Calais, Luna, per un attimo intercetta Renatigna, ma la rimessa è del Molfetta. Majewska alza la testa, cerca la palla per Calais, che non ci arriva. Probabilmente non si aspettava di riuscire ad arrivare in tempo su quel pallone, ma l'occasione c'era. Tati, da Butimà, ancora Tati. Porta palla centralmente, la scarica Renatigna, sempre Luna sulle sue tracce. Tati per Belli che si gira e calcia Majewska. Gran parata e rimessa laterale. Tati cerca la via centrale, Majewska smanaccia, poi Enrico non si intende con Luna. Ultimi 100 secondi del primo tempo. Renatigna. Tati. Pressata a tutto campo da Caballero, trova il corridoio per Belli che va a terra sulla pressione di Enrico. Calcio di punizione per il CMB. Con Tati. Batte veloce per Renatigna. Finta, controfinta, arriva il raddoppio di Caballero. Butimà calcia a sua volta, colpisce Enrico, la palla resta lì, area di rigore. Enrico alla fine spazza via. Belli batte la rimessa. Tati alza la testa, finta il destro, lo lascia partire e Butimà sul secondo palo non riesce a far gol. Majewska da Calais, palla un po' arretrata. Allora Calais
Torna indietro Del Rico. Calais. Caballero. Palla difficilissima di Caballero che concede calcio d'angolo. Forse si dispera poi la spagnola. Corner per il CMB. Pronta Tati. Butimà calcia subito. Caballero ancora in calcio d'angolo. Anzi, rimessa laterale. Tati dentro da Belli che non si coordina per calciare. Poi tocca Belli in rimessa laterale per il Molfetta. Batterà Luna. Enrico. Calais in avanti dove però non c'è nessuno. Renatigna. Punta Luna. Scarica da Tati, avanza Tati, Belli ed Enrico, ennesimo corpo a corpo, poi Butimà, Enrico ci mette il piede e Renatigna intercetta per un secondo, magia di Renatigna, recupera Enrico senza fallo, si gioca, il Molfetta prova a ripartire con Caballero, 3 contro 1, Caballero va da Calais, Calais in buca centralmente, Belli salva il CMB, batte veloce il Molfetta, 21 secondi, Luna arma il destro, lo lascia partire, si impenna, di testa Enrico, Di Biase, la palla resta lì, Di Biase la fa sua, fallo di Enrico su Renatigna. Un po' di confusione negli ultimi 20 secondi. Calcio di punizione per il CMB, 13 secondi. Allora il roster lucano proverà presumibilmente l'ultimo assalto alla porta di Maghierska. Stretta di mano e 5 tra Enrico e Renatigna. Renatigna che protestava per il fallo non sanzionato su di lei in precedenza. Renatigna, 10 secondi. Cercata Butimà, Caballero prima di tutte. Guadagna anche la rimessa laterale la spagnola. Quando mister Iesi che indica di andare da Maghierska. Alza la testa, non si alza il pallone, la prende Tati. Suona la sirena, finisce il primo tempo, 2-2 tra Molfetta e CMB. A risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
Tornano in campo femminile Molfetta e CMB dopo un primo tempo super divertente concluso sul 2-2. Si riparte dunque dalla parità. Il gol iniziale di Butimà, poi Enrico e Caballero ribaltano per il Molfetta e ancora Butimà a pareggiare, a fare 2-2, occasioni da una parte e dall'altra. Adesso ricomincia la gara, ricomincia Molfetta CBV con Belli. Tati, subito Caballero sulle sue tracce, palla larga per Butimà, sporcata da Calais in rimessa laterale. Importante l'approccio alla ripresa per entrambe le squadre. Tornare subito concentrate. Controfallo di Butimà, rimessa invertita. Calais, Majerska cerca Caballero, la palla è buona per Luna, ancora resta lì Tati e poi Renatigna. Tati, area di rigore sua, cerca Belli che prova ad autolanciarsi e ci riesce. Belli, Belli, Belli! Fuori di pochissimo. Che occasione per Federica Belli. E del CMB il primo pericolo in questo secondo tempo. Corpo a corpo Caballero Butimà. Tati mette tutte d'accordo. Da Renatigna, stavolta c'è Calais davanti a sé, prova a partire Renatigna. Calais alla meglio, Enrico guadagna, rimessa laterale. Calais da Majerska, di prima, Butimà di testa, all'indietro da Di Biase. Renatigna, Butimà, alza la testa, va da Tati, poi Renatigna, ancora Butimà, larga Belli in mando opposta. Butimà si appoggia da Renatigna, torna indietro, Tati, finta di corpo e palla ancora in avanti. Renatigna, eccola Belli, cerca lo spazio per calciare, si scontra con Butimà e palla persa dal CMB. Majerska, così come nel primo tempo, spesso chiamata in causa con i piedi, qui stavolta non è precisa. Indicazioni di Jessi per Caballero, che adesso abbandona la posizione insolita di ultima e va a fare la pressione, mentre Butimà porta palla, scarica da Renatigna, poi Tati, finta, Belli, c'è spazio per Renatigna, finta ancora di Renatigna, poi Calais che era scivolata in un primo momento, riesce a metterla in calcio d'angolo. Pronta Castro in casa Molfetta, Tati alla battuta del corner, occhio ai movimenti per liberare Butimà nell'area di rigore, la tocca Caballero, la tocca Majerska, anzi la smanaccia Majerska. Sono palle sempre complicate da leggere. Belli, dietro da Tati, pensa al destro, poi va Renatigna, Renatigna passa due volte, poi si trascina il pallone fuori, rinvio dal fondo. Majerska cerca Luna che è veloce, si impegna ma nulla può su questo pallone. Butimà in parallela da Renatigna, Calais in anticipo in rimessa laterale, una che rientra dopo la giornata di squalifica scontata nello scorso turno in casa dello Casa Falconara. Gran primo tempo quella della giocatrice spagnola. Tati, Belli, va via Caballero, poi Butimà protegge questo pallone, lo lavora per Renatigna, non ha spazio e torna da Tati, sempre Luna sulle tracce di Tati, resiste però la brasiliana. Tati, Butimà, alza la testa, Tati, si rinnova il duello con Luna, stavolta la meglio Tati, non su Caballero, che poi va in pressione su Di Biase. Renatigna converge verso il centro, cambia banda da Tati, resiste ancora Tati, Tati sola, Tati non trova la porta, fuori Caballero, dentro Castro.
C'è però da recuperare un pallone. Eccolo qui, Majesca. Castro. Enrico. Palla brutta di Enrico. Renatigna per un attimo. Renatigna ancora. Tati. Butima. Tati. Avanza, cambia banda, va da sola. Tati. Eccola Belli. Si chiude il Molfetta negli ultimi 10 metri. Tati. Bella palla per Butima. Per un attimo Luna. Poi ancora Belli. Sempre sul fondo di pochissimo. Secondo chance creata da Belli in questo avvio di ripresa. Meglio il CMB finora in questo secondo tempo. Qui ancora un'uscita dalla pressione cervellotica del Molfetta. Renatigna prova a coordinarsi, non trova la deviazione, non è calcio d'angolo, rinvio dal fondo. Poi Luna, anzi Calais, ammette il tocco, sarà calcio d'angolo. Applausi per Calais da parte del pubblico del Palapoli. Calcio d'angolo dunque, contati alla battuta. Cercata Butima, Majesca chiamata agli straordinari, poi si allacciano Belli e Castro. Tutto ok, secondo il signor Squilletti, rimessa già battuta dal CMB, mentre Squilletti però sta dialogando con Castro e Belli. Tutto risolto, batte Butima la rimessa. Tati. Renatigna. Avanza lei, Renatigna se la sposta sul mancino. Colpisce in pieno Castro che per poco non beffa Majesca. Calcio d'angolo CMB che ha iniziato spingendo forte sull'acceleratore questo secondo tempo. Pronta Tati. Da Butima che era tutta sola, non riesce però a coordinarsi bene. Rinvio dal fondo per Majesca. Sono andati via 4 minuti e 23 secondi. Non è cambiato il punteggio, sempre 2-2, ma le due occasioni migliori finora le ha avute il CMB, mentre Renatigna trattiene Calais. Viene ammonita Renatigna. Punizione. Per il Molfetta. Seconda ammonita dopo Sara Butima di questa gara. La trattenuta di Renatigna su Calais. Punizione per il Molfetta. Saranno circa 15 metri di distanza tra il pallone e la porta di Di Biase. C'è solo Castro che conta i passi. Castro cerca la porta, Di Biase vola e le dice di no. Era un siluro quello di Castro, brava Di Biase a distendersi sulla sua destra e a metterla in corner. Pronto Enrico alla battuta, Luna, Enrico, non si chiude il triangolo, non c'è deviazione di Belli, si gioca, Renatigna col petto. Renatigna intercetta Luna in rimessa laterale. Batte Tati. Butima. Renatigna va a terra nel contrasto con Enrico. Rimessa laterale per il CMB. Tati. Belli. Non passa Tati su Luna. Renatigna prova ad accendersi. Renatigna con deviazione e calcio d'angolo, vicinissima al vantaggio Renatigna. Palla giocata dentro, palo ancora di Renatigna, poi si gioca, Tati colpisce Luna. Due lampi di Renatigna, due volte si salva la femminile Molfetta. Tati, Butima anticipata da Castro, Calais, Enrico prova a far correre Calais, che è veloce ma non così tanto. Di Biase ha rimesso in moto Tati. Belli ha un po' di spazio e prova ad approfittarne. Enrico intercetta
e si autolancia, si ferma, riparte, Calais pressata da Renatigna, bene da Luna, si ridistende il Molfetta in ripartenza con Luna dentro da Enrico, Di Biase ancora molto attenta in uscita su Enrico. Per la prima volta nella ripresa il Molfetta è riuscito a ripartire e ha creato un bel problema a Di Biase, che è stata ancora una volta determinante. Prova Castro, palla fuori. Dentro Ion, fuori Belli. Primo cambio della ripresa nel CMB. Dopo 5 minuti e mezzo. Tati. Palla in avanti. Majewska anticipa Renatigna in rimessa laterale. Tati da Renatigna. Punta Enrico. Renatigna. Fermata da Castro, ma c'è un fallo di Butimà su Enrico. Punizione per il Molfetta. E secondo fallo commesso dal CMB. Enrico dolorante lascia il posto a Piccinno. Castro sistema il pallone e batte la punizione da Luna. Calais protegge e spalla alla porta. Poi deve cercare una compagna. Castro, Piccinno, Castro. È partita Calais, Castro l'ha vista, cerca il lancio, intercettato da Butimà e rimessa laterale. Batterà Luna, la rimessa. Chiamando in causa Castro. Piccinno. Tati intercetta e riparte. Tati, ancora, fermata da Luna. Ion. Renatigna. Punta Piccinno. Se la sposa sul mancino. Poi allarga da Tati. Finta. Tati. Tati ancora. Renatigna. Colpisce Ion. Poi Calais. Allontana la minaccia. Di Biase. Ion. Chiama il pallone Butimà. Ion va da Renatigna. Cambia banda. Benissimo per Butimà. 1 contro 1 di Butimà. Butimà. Ancora Calais col raddoppio. In rimessa laterale. Batte veloce Butimà per Tati. Si appoggia da Renatigna. Brava Piccinno ad anticiparla. E poi Luna cercava Calais ma non l'ha trovata. Tati. In avanti bene da Renatigna. Majewska. Poi Butimà. Piccinno si sostituisce a Majewska e salva la porta biancorossa. Quando il CMB riesce a lavorare bene pulito sul pivot, crea sempre un'opportunità. Renatigna. Avanza lei al piccolo trotto. Renatigna sposta, calcia! Majewska la riesce a toccare con la punta delle dita, sarà calcio d'angolo. 7 minuti di una gigantesca Renatigna in questo secondo tempo. Batte Tati, occhio a movimento per liberare proprio Renatigna, cercata, trovata, Renatigna, Renatigna, lascia lì per Tati, all'indietro da Butimà, prova a venire incontro Ion, gioca poi per Tati, fallo di mano di Piccinno, non secondo l'arbitro, si gioca, ci sembrava abbastanza netto. Tati passa, stavolta sì che c'è il fallo di Piccinno, calcio di punizione per il CMB. Pronta Caballero a tornare dentro per il Molfetta. Primo fallo commesso dalla formazione biancorossa in questa ripresa. Butimà. Sempre Castro sulle sue tracce, poi spinta di Luna su Ion, calcio di punizione. Equilibrio anche nei falli, 2-2. Adesso Di Biase va a protestare con il signor Viviani, forse chiedeva un cartellino giallo. Batte veloce la punizione Renatigna. Ion. Renatigna va a puntare Calais. Renatigna centralmente, Butimà sotto i piedi questa palla. Poi contrasto con Castro
tocca Piccinno e rimessa CMB. Tati batte per Renatigna, finta, Renatigna all'indietro, Tati, imbucata per Butimà, Tati calcia, ancora Castro a proteggere la porta di Majewska col suo corpo. Tati da Renatigna, Tati ancora, Butimà, Tati porta palla, poi Butimà, Tati, Ion, Renatigna pressata da Luna, si torna da Ion, guadagna un po' di metri con questa pressione il Molfetta, ma il pallone è sempre in maglia blu. Tati, Butimà, Renatigna, prova a passare in mezzo a due, non ci riesce, Calais riparte ma è sola contro il CMB, riparte con calma Calais. Piccinno, centralmente c'è Luna, Piccinno va proprio dalla spagnola contro Renatigna che la ferma e riparte 2 contro 1. Renatigna e Butimà, Renatigna! Torna avanti il CMB con Renatigna, 3-2 CMB. 9 minuti 11 secondi in questa ripresa. Torna avanti la formazione lucana con Renatigna che ha servito il pallone a Butimà, che ha riservito il pallone a Renatigna. 3-2 e time out femminile Molfetta. Tornano in campo femminile Molfetta e CMB dopo il time out bianco-rosso e dopo il gol di Renatigna che ha spezzato l'equilibrio. Adesso 2-3 dice il tabellone luminoso. Majewska subito in avanti da Calais, la palla resta lì, Calais! Tati sulla linea, pericolosissimo qui il Molfetta. Piccinno ha spazio anche per calciare, ci pensa, poi va invece da Calais. Belli con il piede in rimessa laterale. Ha reagito subito il Molfetta con l'occasione di Calais. Majewska alza la testa, calcia alto sopra la traversa. Pernazza dell'Ernia, le prossime 2 mosse in casa Molfetta. Non c'è invece movimento sulla panchina di Mister Neri. Tati rischia un po' sulla pressione di Caballero. Poi Ion in avanti da Belli, la colpisce bene col petto. Poi Ion, Tati, Renatigna, Tati con eleganza qui il CMB e con tanta qualità. Caballero anticipa Renatigna, poi non riesce a servire Castro e quindi c'è Tati ancora da Renatigna, sono in 2 su di lei. Tati, Ion, la prende Piccinno. Caballero anticipa, poi Piccinno, rilancio Caballero. Caballero da Calais. Calais chiude per Caballero. 3-3, ha pareggiato la femminile Molfetta. La ripartenza di Caballero e Calais. E ancora Caballero in gol. 3-3. In realtà non so se l'ultimo tocco se è di Caballero o l'ha toccata Roxy Ion. A giudicare dalla mia postazione forse l'ha toccata Caballero, ma lo chiederemo nel post partita.
3-3, tutto da rifare per il CMB. Siamo entrati nell'ultimo quarto di questa meravigliosa partita, mentre body check di Piccino su Ion con la numero 7 del CMB che resta a terra. Non c'è stato alcun fischio però. Piccino, Caballero chiude il triangolo per Piccino. Piccino, Ion e De Biase determinanti. Poi De Biase va a gridare qualcosa a Piccino. Rimessa laterale per il Molfetta. Castro calcia, facile Di Biase. Ion. Calè intercetta, Calè va in porta, Di Biase salva il CMB. Caballero era liberissima sul secondo palo e si dispera. Pressione vincente qui dell'ex giocatrice del Cascavel che batte il corner, cercando e trovando Majewska. Poi Calè va ad attaccare il secondo palo, larga da Piccino. Non giocata bene qui dal Molfetta questo corner. Ion. Renatin e Caballero, tocca per ultimo Caballero. Rimessa CMB. Ultimi 9 minuti. Tati ha spazio per girarsi e per andare da Ion. Federica Belli. Da Tati. Pronto a tornare dentro Butima. Renatin va a puntare Castro e Piccino. Chiude la strada Piccino in rimessa laterale. Renatigna, suolata per Tati che non passa su Calè, arriva anche Caballero, poi Di Biase alza il campanile, in avanti Piccino, Tati prima di Caballero, poi Belli. Belli avanza, Belli va da sola, Belli, l'estirata di Piccino in rimessa laterale, imbucata subito per Renatigna, controllo elegante e punta Castro, proverà a spostarsela ma capisce tutto Castro, poi Caballero non riesce a partire e allora Piccino ma solo per un attimo, ancora invece Renatigna, alto con deviazione di Majewska secondo me, non secondo il signor Viviani, rinvio dal fondo. È partita Calè, Majewska ci pensa e poi suggerisce a Castro il lancio lungo, ma Caballero non controlla. E allora Renatigna subito da Ion, ma Piccino è già in pressione, quindi Renatigna, 8 minuti da giocare, bella parallela per Ion, indietro da Renatigna, larga accettati, intercetta ma non riesce a conquistare il possesso Caballero. Tati, finta, Tati, finta, Tati! Sul fondo stava per farlo, bellissimo Tati. Fuori Caballero dentro dell'Ernia. Fuori Calè dentro Pernazza. Cerca energie fresche dalla panchina Mister Iessi. Majewska deve velocizzare perché stanno per scadere i 4 secondi a sua disposizione. Dell'Ernia di prima da Pernazza, litiga col pallone, rimessa laterale per il CMB, 7 minuti 36 secondi da giocare. C'è Tati col pallone sotto al piede. Belli, Tati, Butima, Tati, intercetta Pernazza per un attimo solo, poi gran palla di Tati per Belli che rimanda avanti il CMB. 7 minuti 22 secondi allo scadere. Federica Belli rimette il CMB sopra di un gol. Pernazza Castro, tutto da rifare per il Molfetta. Dell'Ernia va da sola, rimpallo di Tati che favorisce Renatigna che punta Castro. Renatigna, arriva anche Pernazza, poi Piccino per un attimo solo Butima, all'indietro Belli, non ci arriva Tati, Di Biase sì. Tati. Sempre Tati, poi Butima. Gran palla di Tati in occasione del gol di Belli. Butima da Tati, anzi no, anzi sì.
Tati, Butima, Renatigna, punta Castro, Renatigna, finta contro finta, ancora fuori per Tati, col destro deviato in calcio d'angolo da Dell'Ernia. Adesso prova a consolidare il proprio vantaggio il CMB. Luna ed Enrico pronta ad entrare dentro per il Molfetta. Batterà Tati questo corner, occhio a movimento per Belli, cercata, si coordina, Piccino la devia, sarà ancora calcio d'angolo per il CMB. Pronta Tati, Butima, palla fuori con deviazione e calcio d'angolo. Toccata questa palla la giocatrice del Molfetta. Tati dietro da Butima, Pernazza in avanti, dove c'è però solo Angelica Di Biase che alza la testa, va al lancio lungo, Majewska con i pugni, Piccino la mette giù, poi non riesce però a dare continuità all'azione biancorossa. Tati bene da Renatigna, è uscito questo pallone, rimessa Molfetta. Ultimi 6 minuti, fuori Castro, dentro Enrico, fuori Piccino, dentro Luna. Vediamo se il Molfetta inizia a pensare anche al quinto di movimento. Enrico, Dell'Ernia, Enrico, Luna. Da Pernazza che non passa su Renatigna. Il rimpallo favorisce Luna che calcia, alto però. Non c'è la deviazione di Di Biase, richiesta da Luna, rinvio dal fondo per il portiere capitano del CMB. Renatigna subito da Butima. Renatigna, Tati, Butima non controlla, rimessa Molfetta. Dell'Ernia cercata, prova ad avere la meglio di Tati, va via Dell'Ernia, ancora Dell'Ernia, l'uscita decisiva di Di Biase, rimasta a terra Tati. Vicinissimo il Molfetta al pareggio. Un po' di apprensione però qui per Tati. Rimessa laterale per il Molfetta dopo la gran parata di Di Biase, si rialza Tati tra gli applausi di tutto il Palapoli. Partita, l'ennesima partita gigantesca della stagione e della carriera di De Biasi Croceta Tatiane per tutti i Tati. Dell'Ernia lascia lì per Luna, colpisce, indovinate chi? Sì, proprio Tati, si è già rialzata ed è già lì pronta a difendere col corpo questo vantaggio del CMB. Luna in buca, sempre Tati, poi Renatigna si deve sbarazzare del pallone, lo fa con una suolata elegantissima all'indietro. Enrico anticipa tutti, Belli, Majewska tiene in vita il Molfetta con una gran parata. Ultimi 5 minuti da vivere, tutti d'un fiato dal Palapoli. Molfetta 3, CMB 4, adesso attacca il CMB, poco fa determinante Di Biase su Dell'Ernia. Tati calcia, deviazione, incrocio dei pali, Butima, fuori di pochissimo. Majewska da Luna, cerca e trova Enrico, fermata da Butima in rimessa laterale. Enrico fa chiari cenni a Majewska di volerla coinvolgere in questo possesso palla. E così è già pronta lì Majewska a ricevere. Sbaglia tutto la polacca, Belli! 5-3 di Federica Belli sull'errore del Molfetta in situazione di power play. Non perdona Federica Belli, 5-3 e il CMB prova a mettere la freccia. Luna da Pernazza, dentro Castro,
e Caballero. Pernazza va da sola, Pernazza, Luna, ancora Luna in possesso, Belli riemerge e recupera palla. Butima, Tati, 4:24 da giocare. Tati in avanti, Pernazza prima di tutte. Pernazza arma il destro, lo lascia partire. Di Biase lo vedo all'ultimo e lo tocca in calcio d'angolo. Eccolo il power play del Molfetta con Dell'Ernia e maglia verde. Dell'Ernia, Castro, Caballero, Luna, area di rigore, Luna! Sul suo palo salva ancora Di Biase. Qui il CMB non si era ancora assestato per difendere il power play. Castro, lasciano un po' di spazio. Caballero, ultimi 4 minuti, Castro, Dell'Ernia, Castro, c'è sempre larga, Caballero, servita adesso l'Iberica. Palla un po' arretrata che Castro continua a controllare. Poi calcia Di Biase, bravissima a tenerla lì. Poi calcia, colpisce però Castro, non ci arriva Luna, rimessa laterale CMB. Torna Maiesca tra i pali del Molfetta, Tati batte la rimessa, anzi no, la lascia Belli, ma il Molfetta alza la pressione. Con Tati. Renatigna, gran palla di Renatigna per Tati, a tu per tu con Maiesca. Tati arriva a Renatigna, larga da Butima, perde l'attimo giusto per calciare il CMB, che qui forse si è specchiato un po' troppo. Belli, 3:23 da giocare, possesso palla per le ragazze in maglia azzurra con Butima. Avanza lei, Renatigna non passa su Caballero, rimessa laterale per la femminile Molfetta. Maievska sbaglia il lancio in avanti. Butima, Tati, sempre Caballero sulle sue tracce. Tati va da sola, Tati, Renatigna, c'è solo Belli al centro, si va ancora da Tati, la tiene Tati ancora, porta a spasso il pallone, Castro lo recupera, lancia Caballero, salta Butima, Caballero tra le braccia di Di Biase, se l'è trovata sul piede non buono, sul mancino. Belli, Butima avanza ma è pressata da Luna, si deve girare, Butima lo fa bene, con personalità il CMB. Lancio per Belli, Castro su di lei, chiude, calcio d'angolo. Ma il CMB riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore quando mancano 2 minuti e 24 secondi e più 2 il parziale e time out CMB. Due minuti 24 secondi da giocare, calcio d'angolo per il CMB. Batterà Tati
dietro da Renatigna. Adesso ovviamente gioca anche col cronometro la formazione di neri. Belli, Tati, Castro anticipa Butimà, ma in rimessa laterale. Renatigna, Tati, ultimi 120 secondi. Imbeccata Belli che non mantiene in campo il pallone. La rimessa del Molfetta rimette dentro dell'Ernia mister Iessi con la maglia verde del portiere, in cerca di una scintilla. Castro avanza, calcia Di Biase, sbanaccia, Tati senza portiere, Tati suggella una prestazione incredibile Tati con un gol dai 35 metri. 6-3 CMB, gran gol di Tati. E adesso risultato che sembra in ghiacciaia per le lucane, vicine alla 19ª vittoria su 19 partite. Molfetta che ci ha messo davvero tutto quello che aveva. Forse è mancata un po' di lucidità nei momenti giusti, nei momenti chiave, ma contro un grande CMB. Renatigna avanza, ne salta una, ne salta due, tiene anche in campo il pallone. Butimà, larga da Belli, Butimà! Adesso dilaga il CMB, 7-3. Di Butimà. Un minuto e 24 da